Eccoci alla Guardiola, quindi siamo tornati finalmente operativi qui di fronte a tutto il golfo. A Casselsardo si vede tutto il mare e oggi avrò il piacere di mangiare in questa bellissima veranda. Questo è il tavolino già preparato che affaccia direttamente sul golfo e quello che chiedevo era la possibilità di fare questa cosa bella, fatta bene, insomma. Spettacolo merita, c'è già tanta gente, non posso inquadrare nessuno, però siamo ancora nella fase di aperitivi e quindi va bene così. E poi godrete anche voi del tramonto qui sul mare. Accompagno con questo vermentino di Sardegna Saraia, anzi il Tarrano di Saraia, interessante. Magari facciamo appena un po' di temperatura. Comunque qui dalla zona della Sassarese siamo alla zona di Telti, che qui ovviamente da queste parti. Proviamolo, sembra interessante. Voilà. È bello anche assistere ai colori che pian piano cambiano, quindi colorano via via tutto il paesaggio nell'attesa. Noi siamo sempre in prima linea. Guardate un po', tutti i condimenti sono arrivati. Ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Di fronte a questo scenario incantevole, quando le luci si stanno già accendendo, io sono qua a godermi questa cascata di frutti di mare. Abbiamo un bello scampo imperiale, un gambero che ha una misura non indifferente, diciamo, si vede, E poi abbiamo un bel assortimento di tartarine, anche le uova istorione. Signori, è uno spettacolo sia al primo piano, anche il calamaro, non so se sia calamaro seppia, comunque crudo, buonissimo, e poi si scende qui giù e è uno spettacolo anche qua, è un passatempo, va gustato. Guardate questi fasolari che sono enormi, io non ho visto una cosa così grande. Ah, grazie. Allora, facciamo uno qui. Un piedasino volanti che completano quello che già, grazie, già molto completo. Insomma, c'è tutto, è passatempo, di gusto, è incantevole. Poi di fronte a questo scenario, insomma, che dirvi ragazzi, si torna sempre molto volentieri. Ci sono anche i limoni di mare, non so se li vedete, comunque li faccio vedere meglio. Guarda che spettacolo, ma soprattutto questi fasolari sono incredibili, sono enormi. Poi tartufi, un po' di cozze, le strichette, veramente tutto molto buono, molto bello. Quindi adesso mi tocca gustare questo bellissimo plateau qui di fronte, passare questa serata in piena armonia con la natura, con il mare. Signori, buon appetito. Bel gamberetto, bel gamberetto, cazzarola. Non so se si intuisce un po' di maestosità della situazione. Signori, voilà. Esperienza continua, voilà. Mi sto cimentando sul primo piano e poi pian piano si scende anche al secondo. Voilà, spettacolo. Cioè vabbè, come te la lavori questa? Ce la faremo? Che dire, linguetta fuori, è stanca, devo darle un aiutino. Signori, ce la faremo. Ecco, questo è lo spettacolo che c'è qui di notte. Io sono ancora alle prese con questi mostri. Insomma, c'è ancora qualcosa da mangiare, però signori, è una bellezza, un bel passatempo che auguro a chiunque venga qui in Sardegna. Passate per di qua, non si sta malissimo, Voilà. Ovviamente di fronte a questo paesaggio, quando finisci di mangiare ci sta anche una bella salvietta, ma qui le salviette sono anche serie, accompagnate da un degnissimo sorbetto. Ce la faremo anche oggi, ce la faremo.
posizioni sconce della salvietta. Allora, chiudiamo questa serata con un bel gin nero, il Thomas Escape Race. Escape Race, Tonica e Thomas. l'acqua tonica È un neozelandese. è una naturale, si chiama Thomas. E questo è un gin neozelandese, ovviamente gustato qui, Nero. con le luci della notte. E quindi signori, questa è la fine e vi saluto. Qui alla Guardiola, sempre top, top, top. Il miracolo è che da nero diventa rosso, signori. Voilà!